il sindaco di Como Alessandro Rappinese. Lei è anche un personaggio mediatico, no? Che sa far discutere, creare opinione. Cosa ne pensa del rapporto fra Varese e Como? Oggi si fondono le due CNA, ma in generale i territori sono sempre stati in conflitto, devono collaborare? Allora, no, partiamo. Allora, prima si dicono le cose serie, poi dopo, evidentemente, la rivalità con Varese vediamo di farla uscire. No, questo è un passaggio magnifico per le realtà artigiane del territorio che possono basarsi su una scala più ampia. Ricordo a tutti che ci sono paesi di cui non conosciamo il nome che hanno più abitanti dell'Italia e non sappiamo neanche il nome. Di conseguenza le nostre dimensioni potrebbero essere il nostro problema e di conseguenza estendere quelle che sono le governance su più territori ci rende più forti e ci consente di resistere. Quindi viva questa unione con Varese e questa è la parte seria. Poi effettivamente, se iniziamo nella parte ludica, semplicemente non c'è rivalità con Varese. Nel senso che la rivalità ce l'hai con i tuoi pari, insomma. Quindi non c'è storia proprio. No, nel senso, è un simpatico villaggio ai confini di Como e devo dire sì, comunque scherzi a parte, c'è questa enorme rivalità e la percepiamo nello sport. Io giocavo hockey su ghiaccio contro Varese, nel basket adesso sono contento che si possa ravvivare un po' questa rivalità con Cantù che sale, l'avevamo nel calcio, però io non sono per la pace a tutti i costi, nel senso che trovo anzi che questi conflitti svolti in ambiti civili siano quelli che fanno competere i territori e ci spingono ad essere e aumentare le performance. Se Varese fa qualcosa di bello, voglio che anche Como possa avere qualcosa di bello. Dopodiché rimaniamo il paese degli oltre 8.000 campanili nella nostra Italia, che da un lato è una nostra enorme fragilità rispetto ad alcuni altri stati, ma è anche una potenza inaudita, perché faccio solo un esempio, che è l'esempio della scherma. Ogni volta che qualcuno deve sfidare la nazionale italiana va in sofferenza perché se trovano 4 schermidori, se vengono da 4 parti diverse d'Italia non riusciranno mai a dominarli. Magari battono il primo, pensano di poter, come capita con la Russia, con gli altri stati forti, vincere il secondo acchito, ma poi quando arriva il secondo italiano non sembra neanche italiano perché gioca una scherma diversa. Quindi detto questo, è così. Poi insomma la rivalità ce l'hai con i tuoi pari, ecco. La sfida del turismo è una delle più importanti. Como ha molto da insegnare in termini di attrattività e di fascino. Allora, la verità vera è quello che dobbiamo capire e ce lo stanno insegnando le attività produttive che come al solito noi lombardi siamo fenomenali e è la nostra spina dorsale, chi lavora che ci ha reso così importanti e speciali, ce lo stanno insegnando loro. Le dimensioni territoriali oggi delle province Como, Varese, Lecco, Sondrio sono troppo piccole. Lei tenga presente che abbiamo degli eventi dove Como è già satura di turisti da qui a 3 anni, a 4 anni. E un'unione, è quello che sto dicendo a Lecco, l'avevamo detto l'altro giorno a Sondrio e con Varese, potrebbe in questo momento, ma solo in questo momento dove Como sta tirando a livello mondiale e non riusciamo a portare i nostri benefici sui territori. Sono posti di lavoro, ricchezza. Sono contento che ad esempio adesso quelle vecchie polemiche sul lago di Lecco hanno smesso di esistere, ma perché? Perché hanno capito che semplicemente mettendo la parolina Como si riempiono così e adesso non se ne parla più. Secondo me oggi insieme avremo l'opportunità di far crescere l'economia e comunque bando alle ciance. Quello che sta succedendo, adesso serissimo, quello che sta succedendo qui oggi ci sta facendo capire che le attività produttive della Lombardia si uniscono perché hanno capito che insieme è meglio e dovremmo fare anche noi come province. Grazie. A voi.